Signore e signori, adesso darò parola ai 3 ideatori e fondatori di Io Compro Siciliano. Vedete, forse tutto poi fa parte di un racconto. Noi diciamo sempre che noi di Io Compro Siciliano abbiamo sempre raccontato una storia, è iniziato poi da una storia proprio il giorno di Pasqua, ed è nato Io Compro Siciliano in un periodo molto, molto difficile, che era un periodo di lockdown. Tutti ci siamo ritrovati in casa. Perdonatemi, ho bisogno di rubare soltanto 2 minuti ai nostri ospiti che sono venuti a trovarci da ogni parte della Sicilia. Abbiamo giornalisti di testate regionali, italiane, in collegamento a ICN da New York. Abbiamo altri ospiti che avevamo come partner chiamato ad assistere a questa giornata. Abbiamo Mauro Todaro, la dottoressa Giuliana Di Gogol, abbiamo veramente ospiti, abbiamo Domenico Pellegrino, artista, insomma aziende, produttori, grandi sostenitori. Abbiamo Ettore, l'assessore che ha voluto, l'assessore visionario, Ettore Messina, assessore del comune di Piazza Armerina, che ha voluto che quest'estate fossimo media partner di questa manifestazione che ha ottenuto, pensate, in 3 giorni oltre 1 milione di visualizzazioni. Però è doveroso da parte nostra, prima di purtroppo dire che questa giornata non potrà in questo momento svolgersi. Tutto nasce, la giornata di Pasqua, e nasce forse perché vuole essere un segno, voleva essere ed è un segno di rinascita, un segno di riscatto, un segno di ripartenza. È un periodo storico che ha assolutamente dell'esclusivo e speriamo che possa passare presto, e questo lo auguriamo per noi, per le nostre famiglie, per le nostre aziende e per i nostri progetti. Volevo dire, purtroppo oggi non abbiamo il modo di condividere con voi la gioia della presentazione del piano industriale di Io Compro Siciliano, con lo staff, il team, i sostenitori, i produttori, davvero con tutti. Vi diciamo però che Io Compro Siciliano continua a costruire pagina dopo pagina una storia nuova della Sicilia. Oggi si è firmato in maniera molto veloce un protocollo di intenti fra Io Compro Siciliano e l'assessorato, con l'assessore Di Bandiera, con l'assessorato regionale all'agricoltura, per un protocollo di intenti per certificare ancora di più quello che è il punto di incontro fra Io Compro Siciliano e le istituzioni, valorizzando i nostri prodotti con un grande sinonimo di qualità, la qualità certificata che diventa identità, provenienza, 3 parole chiave di Io Compro Siciliano. Davide Morici, Giuseppe Giorgianni, Francesco Caravello sono gli ideatori di questo bellissimo progetto che nasce proprio qualche mese fa. Oggi purtroppo dobbiamo interrompere questo appuntamento per sicurezza, perché gli spazi devono essere sanificati. Ci sposteremo però, o meglio, loro si sposteranno adesso presso il Palazzo della Regione, dove si passerà alla parte di firma ufficiale dei protocolli tra la Regione siciliana e Io Compro Siciliano. Noi continuiamo a credere, nonostante tutto, che la forza, la rete, quello che è il senso della nostra crescita della Sicilia debba andare avanti, e ancora di più in questo periodo storico. Non sappiamo nemmeno quelli che saranno gli eventi dei prossimi giorni, ma sicuramente insieme è stata la vera svolta di Io Compro Siciliano. Insieme, perché insieme, dall'arancina all'arancino, da Oriente a Occidente, perché la Sicilia possa affermare la sua forza, perché noi, così come diceva il Tomasi di Lampedusa, abbiamo l'unica, grande e immensa insularità d'animo. Signori, perdonateci per sicurezza,
Si è verificato un caso in uno degli addetti, dei dipendenti dell'archivio, per cui per sicurezza bisognerà procedere alla sanificazione degli spazi. Noi vi ringraziamo e soprattutto ognuno di voi, avevamo il nostro Gogol, il nostro ambasciatore del sorriso, e allora vi dico con il sorriso di ognuno di voi, portate avanti insieme a noi, io compro siciliano. Prova. Sì, volevo aggiungere al di là, o principalmente ringraziare Katiuska, che l'emozione, perché poi noi abbiamo costruito questa realtà in lockdown, quindi siamo purtroppo, anche se non si è mai esperti, perché questo fenomeno oggi ci sta condizionando tanto, ma noi abbiamo diffuso ottimismo e di fatto ci sentiamo così. Dispiace perché poi alla fine è una condivisione di sviluppo, non è una condivisione solo di momenti, ma di sviluppo per la nostra terra. Ci abbiamo sempre creduto, ci crediamo, e oggi il protocollo che andremo a firmare ne è una prova concreta sulle attività di promozione, questa sinergia con la Regione Siciliana per quanto riguarda il marchio QS, che è qualificante per noi in maniera veramente grande. Quindi ci dispiace non poterlo condividere, ma condivideremo. Abbiamo la forza dei live, di tutti i live, Francesco, Katiuska, io ringrazio tutto lo staff, tutti. Ringrazio i chef che oggi sono presenti, Salvo Renda e Mariano Carbonetti, tutti i partner. Insomma, l'evento lo faremo, ma intanto facciamo l'evento online, che è quella che è la nostra forza, di portare avanti e condividere con voi tutta la progettualità. Come diceva Piano Industriale, sì, perché avremmo presentato tanto, ma che vi presenteremo ora in forma online, perché prevedo che ormai i prossimi passi saranno ancora più online, se non ritorna un po' indietro il fenomeno Covid. Ringraziamo purtroppo anche tutto il personale di questa bellissima location, che è stato disponibile da ieri, sin dal primo momento, ma ci rivediamo social, io do la parola ai miei compagni di viaggio, 3 dei 257.000, perché poi siamo tutti compagni di viaggio. Grazie comunque. Salve a tutti, come saprete io sono uno dei 3 ideatori, sono Giuseppe Giorgianni. Volevo ringraziare veramente tutti che siete stati qui oggi. Noi abbiamo fatto tanta fatica, veramente dietro c'è un lavoro enorme. Da quando abbiamo iniziato Io Compro Siciliano, voi sapete tutti che è nato come fenomeno social. Oggi realmente è una realtà attiva, è un brand internazionale, già siamo visibili in tutto il mondo. Vi posso dire e garantire, oggi avevamo dei collegamenti importanti con la Cina, con gli Stati Uniti, con l'Australia, col Canada e con la Russia. 5 di questi paesi che sono importantissimi per lo sviluppo di Io Compro Siciliano e per lo sviluppo della Sicilia, perché noi vogliamo che la Sicilia arrivi nel mondo e che il mondo arrivi in Sicilia. Questo è il nostro slogan e vogliamo farlo con tutte le forze possibili e immaginabili. Abbiamo messo in campo veramente tutte le nostre forze. Anch'io sono emozionato perché realmente stiamo lavorando a questo progetto 12 ore al giorno sicuramente, e ci crediamo nella rete, nella possibilità di portare questa splendida isola che io chiamo continente, perché realmente la Sicilia non è una regione d'Italia, ma è un continente vero e proprio. Noi possiamo realmente, qui abbiamo tutto, abbiamo il sole, abbiamo le eccellenze, abbiamo i siciliani che sono un'altra eccellenza e che ci distinguiamo nel mondo veramente. Io ho viaggiato in tutto il mondo, ho fatto dei lavori dall'Europa agli Stati Uniti alla Cina, e vi posso dire che quando ti presenti da italiano, perché comunque il Made in Italy sta alla base di tutto, il Made in Italy è riconosciuto veramente in tutto il mondo, ma quando gli dici sono siciliano,
quello ha un valore aggiunto, un valore importante che noi vogliamo portare avanti e vogliamo veramente creare le condizioni per cui andiamo a creare veramente un benessere in Sicilia. Per questo vi do un'anticipazione, anche se avevamo preparato tutta una sezione su questo. Noi oggi possiamo dichiarare che siamo la prima società benefit in Sicilia. Le società benefit sono delle società particolari, magari su 10 persone 9 non lo sanno ancora, perché sono state introdotte nell'ordinamento italiano solamente due anni fa. Ce ne sono 4.000 in tutto il mondo, 500 in Italia, e noi siamo la prima realtà in Sicilia. Non è altro che una società normale, una società a scopo di lucro, ma nel cui statuto ha per statuto la possibilità di dare del benessere, e quindi deve creare tutte le condizioni per dare benessere alla società comune. Infatti siamo una sorta di realtà lucrativa, ma nello stesso tempo siamo una onlus. E questa perché? Perché abbiamo scelto questa forma giuridica? Proprio perché vogliamo portare la Sicilia, come dicevo prima, nel mondo, e il mondo in Sicilia, per creare quel benessere che magari, ahimè, negli anni passati non è stato abbastanza, ecco, per la Sicilia. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti. Naturalmente avrei preferito parlare di altro, però parliamo di ringraziamenti. Sono contento intanto che siamo riusciti ad organizzare tutto questo. Doveva essere una giornata di festa, invece non lo è, però fa parte anche questo del racconto di Sicilia, perché questo periodo non ce lo dimenticheremo mai. Tra l'altro Io Compro Siciliano si sviluppa proprio durante il Covid, quindi da una parte forse un pochino lo dovremmo ringraziare anche a lui. E voglio ringraziare tutti gli amici che ci hanno sostenuto, tutte le aziende presenti. Spero di non dimenticarne, c'è il panificio Tusa, c'è il salumificio Lipari, ci sono gli chef Mariano Carbonetti e Salvorenda qui presenti, che vogliamo ringraziare. Abbiamo anche il maestro pasticcere Michele Baviera, che ha fatto una cassata a forma di Sicilia pazzesca. Se mi aprite il microfono, io poi sostengo anche Francesco nei ringraziamenti. Sì, perché non ho bisogno, ragazzi. Non ho bisogno sul serio. Dolcezze di Rumia. Dolcezze di Rumia, che viene qui appositamente, uno fra i primissimi sostenitori di Io Compro Siciliano, così come il buon Mimmo Gio di Pasta Gio. Abbiamo anche Caseificio Azzar, che viene da Mistretta, ragazzi, si è svegliato stamattina prestissimo per venire qua a portarci dei formaggi pazzeschi, anzi tra l'altro uno in particolare che romperà lui col martello, perché ha tutta una forma in creta e ce lo mostrerà in pochi minuti che ci rimangono. Azienda agricola Altamore, assolutamente, ringraziamo. Feudo Mondello, anche loro una pasta di grandissima qualità, sono qua presenti i signori Agosta. I salumi Lipari già ammontuati, come si vede a Palermo. Ancora Caffè Monti e Isto Caffè. Assolutamente, sono qua. Tra l'altro Adora è l'unico del quale abbiamo goduto del beneficio. Fino ad ora. Poi c'è Losicco Taglieri Siciliani. Il signor Losicco che fa dei taglieri fantastici. Poi abbiamo Elisabetta di Ceramicando con le sue ceramiche abbastanza risapute. Voglio ringraziare la regia, soprattutto la regia che ci supporta in questo progetto, che naturalmente andava trasmesso in live, avrebbe avuto un rummulio, come direbbero a Palermo. C'è altro, anche perché ora ci sono altri sponsor, c'è la Sibiliana. Esatto. C'è Birra Chimia. C'è Farmaflor, Sergio. Penso che li abbiamo detti. Penso di averli menzionati tutti. Per il resto un ringraziamento generico a tutti coloro che ci hanno sostenuto, che hanno creduto nel progetto di Io Compro Siciliano, che è un foglio bianco, un racconto che continuiamo a scrivere ogni giorno, anche questa giornata ne fa parte, non penso che me la dimenticherò assolutamente, però che dire, bisogna... Prima di lasciarvi scappare. Assolutamente. Sì, io volevo aggiungere intanto prima di scappare, perdonatemi, il buffet resta, no? Cioè, il buffet rimane, ma noi dobbiamo scappare. Noi scappiamo, ok, Sicilia, però godetevi il buffet, signori, perché queste aziende
aziende, hanno portato il massimo della loro qualità, sono lì appositamente per voi. Quindi... Prima di andare via vi rubo ancora un attimo, potremo entrare all'interno della sala di degustazione, ci dicevano soltanto 5 persone alla volta, perdonateci. È doveroso ringraziare, così come stava dicendo adesso Francesco, Paolo Gatto per le nostre regie. Poi volevo ringraziare Damiano Chiaramonte e Roberto Ginex per l'ufficio stampa. Volevo ringraziare l'avvocato Vera Giorgianna dell'ufficio legale, il direttore commerciale, il dottor Alberto Labua, grazie. Responsabili Information Technology Omar Alosi e Giovanni Torre. Responsabile dell'amministrazione Roberta Aliotto. Responsabile della redazione Marzia Monreale. Moderatori del gruppo Patrizia Cellini, Joseph Vincent, Monica Cello, Giorgia Aliotto, Paolo Gatto. Permettetemi ancora di salutare e ringraziare Alessia Smile and Food, la nostra ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo, che conduce il nostro programma Chef. Ancora grazie all'assessore Ettore Messina che era venuto qui a testimoniare questa bellissima esperienza estiva. Grazie a Gogol, ambasciatore del sorriso, grazie dottoressa Giuliano, grazie a Synergy Group, grazie agli intervenuti. Soprattutto portiamo sempre alta l'amore per la nostra terra. Sì, anche a Gianfranco, a Giuseppe Calandra, regia video, insieme a Paolo e a tutto il suo staff. La dottoressa Cettina Di Benedetto, grazie davvero. Noi giuro che avevamo tutto organizzato, ma tanto lo rifacciamo, intanto lo facciamo online. Noi adesso vi dobbiamo salutare. Scusa se andiamo, perché ovviamente entro l'una dobbiamo essere in regione per firmare. Se volete potete degustare 5 alla volta, grazie. Grazie a tutti. Io compro siciliano. Quindi grazie. come si finisce? Scusate, io lo faccio fare in genere, perdonami Damiano, Roberto, io lo faccio fare in genere in video, però a questo punto ce lo regaliamo tutto per noi questo, non siamo in video, siamo qua ed ognuno di noi è un microcosmo. Doveste per favore ripetere con me. Io compro siciliano. Ci piace.